Ed ora alleggeriamoci un po'. Vediamo il servizio sulla 18ª edizione della Festa della Polenta, manifestazione che richiama tutte le tradizioni del territorio in un solo giorno, insieme ai piatti tipici e alla corsa delle carriole tra contrade. Vediamo. Oggi, domenica 14 ottobre, 18ª edizione della Festa della Polenta a San Donà di Piave. Siamo con il vice sindaco Alberto Gobbo, buonasera. Buonasera. Nonostante il tempo un po' incerto, sempre un grande successo. Questa festa come si è svolta oggi? Ma io credo che la dimostrazione si può vedere tutti quanti, vedo che l'afflusso di gente sta aumentando sempre di più, abbiamo imperniato non solo oggi la festa della polenta qui con dei piatti veramente deliziosi, ma anche veramente con tante altre manifestazioni. Abbiamo avuto la milizia veneta, che sono quelli con le divise della guerra, della battaglia della Lepanton, e poi il mercato zero, tantissime attrazioni. La gente trova da sbizzarrirsi e divertirsi. Chiesa Nuova si mangia un piatto particolare, lo stracotto di musso, che cos'è? Lo stracotto di musso è un tipo di spezzatino di asino, di carne di asino, che ha una particolarità, è cotto in 4-5 ore per prendere tutto il gusto e tutto quanto il suo profumo che ha. Frazione di Santa Maria di Piave, signora, cosa sta preparando di buono? Bisat in umido. Qual è la ricetta? La ricetta è il soffritto di aglio, poi si mette un po' di carota e sedano macinato, si mette l'anguilla, un po' di aceto, salsa di pomodoro, vino e acqua, sale, pepe e un po' di dado. Stand di Cittanova, cosa avete preparato oggi di buono? Anatra in umido e salame cotto, sempre con polenta. Lei partecipa ogni anno a questa manifestazione, le piace? 7 anni che partecipiamo noi. Comunque è una cosa che va, una festa che va e ci divertiamo anche. Come ti sembra questa festa? Bella, è sempre pieno di gente qua a San Donà e ultimamente ci vengo sempre con la mia ragazza e è sempre pieno di gente e fanno sempre belle manifestazioni.